Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura che gestisce numerose aree naturalistiche, siti naturalistici di grande interesse. E la cosa più interessante è che sono fruibili, sono aperti al pubblico e quindi il pubblico può veramente godere di queste meraviglie. Stiamo parlando di Giardino Vegetazionale Astego, del Giardino Botanico Alpino in Cansiglio, del Museo dell'Uomo in Cansiglio, di Valle Vecchia a Caorle e di Bosco Nordio. Parleremo di questi siti e di queste strutture con la dottoressa Giovanna Bullo dell'Educazione Naturalistica di Veneto Agricoltura, con la quale faremo un po' una panoramica veloce di questi interessanti siti che, ripeto, durante tutta l'estate sono fruibili e aperti al pubblico. Giovanna, abbiamo una scaletta, partiamo dal Giardino Vegetazionale Astego e se riusciamo a dire cosa c'è il visitatore, cosa incontra lì al Giardino Vegetazionale Astego di Pieve del Grappa. Sì, il giardino di fatto rappresenta tutti gli ambienti in modo didattico, gli ambienti vegetali in successione dalle Alpi orientali fino alla pianura. È un giardino in divenire, noi stiamo organizzando un servizio didattico che speriamo per il prossimo autunno sarà già disponibile per scuole e visitatori. In ogni caso il giardino oggi è aperto la domenica, l'ingresso è gratuito con un orario che prevede una pausa dalle 12 alle 13, per il resto dalle 9 alle 18 è visitabile. Quindi il Giardino Vegetazionale Astego vengono riproposte come dire, le location delle prealpi, sì. Quindi tutto l'andamento in successione. Praticamente appunto dal piano della pianura fino alle vette delle prealpi orientali. Perfetto, veramente una cosa molto interessante, aperto alla domenica. Passiamo al Cansiglio, una location che tutti conoscono, la meravigliosa piana con la foresta dei dogi. Però Veneto Agricoltura gestisce due importanti cose in Cansiglio, il giardino e il MUC, il Museo dell'Uomo in Cansiglio. Vediamo di dare qualche informazione anche su questo. Sì, il Giardino Botanico Alpino Giangio Lorenzoni, di tradizione perché è una struttura esistente da parecchi anni, anche lì è visitabile dal pubblico e vi si trovano tutti gli ambienti di quell'area geografica, quindi in periodo di fioritura per esempio, anche con veramente una manifestazione spettacolare di quello che è la vegetazione del luogo. Il giardino è aperto dal mercoledì di fatto alla domenica fino al venerdì con degli orari, il sabato e la domenica i festivi un orario più ampio, comunque sempre con una pausa per il pranzo, per il resto è visitabile. L'ingresso in questo caso prevede un piccolo biglietto di 3 euro con poi tutta una serie di articolazioni di riduzioni insomma, per i minori e per i gruppi. Giovanna, ricordiamo che sul sito internet di Veneto Agricoltura tutto quello che stiamo dicendo adesso con gli orari di apertura, le giornate di apertura si trova tutto su internet e sul nostro sito. Ecco, voglio magari precisare, cioè una cosa che può interessare è quella che al giardino in Cansiglio è possibile avere una visita guidata compresa nel prezzo del biglietto la domenica e ad agosto anche il sabato e la domenica anche la mattina, quindi questa è un'occasione in più. Insomma. Sì, ricordiamo anche che in giardino botanico frequentemente, in particolare di domenica, ci sono delle manifestazioni, quindi ci sono delle opportunità in più oltre alla visita guidata del giardino. Accoglie delle manifestazioni, delle iniziative, ecco, per questo magari vi invitiamo proprio a tenervi aggiornati perché è in divenire il calendario e quindi man mano si aggiungono queste iniziative. Bene. In Cansiglio c'è anche il Museo dell'Uomo in Cansiglio. Sì, il museo, che anche quella è una nostra struttura storica, visitabile questa volta dal giovedì fino alla domenica e ai festivi, sempre con un biglietto d'ingresso, e il museo è dedicato praticamente alla storia della foresta, tutto ciò che è accaduto su quel territorio dalla preistoria in poi. Perché sappiamo che ci sono anche degli importanti siti archeologici curati all'Università di Ferrara, mi pare. Degli scavi in realtà paleontologici che riguardano appunto la frequentazione della foresta da parte dell'uomo preistorico.
Bene, quindi il Museo dell'Uomo in Cansiglio, un po' più avanti della Piana, e quindi facilmente raggiungibile. Sì, sì, la località è Piano Osteria, Piano siamo lì Osteria. vicini. È una struttura davvero molto interessante che merita di essere conosciuta. Passiamo dei monti, Al andiamo mare. al mare, scendiamo verso Caorle, dove c'è la bellissima isola, perché è un'isola di Valle Vecchia, dove Veneto Agricoltura fa delle attività di sperimentazione, eccetera, ma è anche una straordinaria area naturalistica. Sì, Valle Vecchia, come negli altri casi, è un sito di importanza comunitaria, quindi significa che è un'area tutelata all'interno della rete Natura 2000 dell'Europa. È una bellissima zona che può essere frequentata anche in bicicletta, per esempio, e a questo proposito ci tengo a dire che Da quest'anno da c'è una novità. quest'anno c'è una bellissima iniziativa che noi stiamo realizzando in collaborazione col comune di San Michele al Tagliamento, ovvero un trasporto acqueo che da Bibione porta a Valle Vecchia di Caorle con una barca che può ospitare anche le biciclette. Quindi vuol dire che in bicicletta poi si può percorrere tutta l'isola. Sì, se uno ha voglia di non trascorrere l'intera giornata al mare, ma appunto di fare anche un'escursione, può imbarcarsi a Bibione, scendere a Valle Vecchia e tornare poi anche con il traghetto, che peraltro per questa stagione è gratuito, a Bibione. Ecco, ricordiamo per chi non arriva invece in bicicletta che è disponibile il parcheggio, quindi si può facilmente raggiungere Sì, Valle sì. Vecchia in auto. Certo. Chiudiamo con Bosco Nordio, Sì. abbiamo già dedicato una pillola di Radio Veneto Agricoltura a Bosco Nordio, sulla strada statale Romea, appena a sud di Chioggia. Un'area molto interessante, anche lì ci sono un sacco di cose da vedere. In questo caso appunto siamo a Sant'Anna di Chioggia, la riserva naturale integrale è aperta il mercoledì, la domenica e i festivi, senza prenotazione, c'è un piccolo anche qua biglietto d'ingresso di 3 euro e poi è oggetto di molte iniziative, anche qui c'è un calendario, cito solo la prossima data, il 22 luglio, il cielo tra le fronde, si tiene alla sera dalle 21 alle 23:30, l'osservazione del cielo che si osserva dalla riserva. Che non sia mai che si veda anche la cometa. Giovanna, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, sì. Quindi invitiamo tutti chi ci sta seguendo di visitare queste location, veramente davvero queste aree naturalistiche curate da Veneto Agricoltura, davvero molto importanti. E tutti gli orari, le giornate di apertura, ripeto, le trovate sul sito internet di Veneto Agricoltura. Grazie Giovanna, Grazie. Arrivederci a tutti, alla prossima occasione.